5 provvedimenti di allontanamento dal quadrante di Via Roma, zona rossa, dal lunedì scorso, scattati nel fine settimana e controlli straordinari interforze di prevenzione e controllo del territorio nel centro cittadino, 500 persone identificate, tra cui 150 minori. Quella della zona rossa è uno strumento aggiuntivo che diamo in mano alle forze dell'ordine per allontanare dei soggetti specifici che hanno dei precedenti penali. Quindi ringrazio le forze dell'ordine. Ricordo che anche al di fuori della zona rossa continua il presidio da parte delle forze dell'ordine, che sta facendo un lavoro davvero importante, coadiuvati anche dalle polizie locali. Ad allertare le forze dell'ordine alcuni cittadini che hanno segnalato schiamazzi, musica alta e giovani che molestavano i passanti. Fermati 2 cittadini stranieri di 29 e 28 anni, per loro è scattato l'ordine di allontanamento. Non potranno più far rientro in quest'area per 40 giorni. Stessa sorte per un giovane 21enne italiano, tutti e tre con precedenti di polizia. Ed ancora, in Riviera Santa Margherita è stato controllato un altro ragazzo straniero di 19 anni con precedenti in materia di stupefacenti. Il giovane ha provato a deludere il controllo, ma è stato immediatamente intercettato, identificato e sottoposto al provvedimento di allontanamento. Infine gli agenti delle volanti hanno arrestato un cittadino egiziano di 23 anni con precedenti alle spalle che nel corso della sua identificazione ha opposto resistenza nei confronti degli operatori spingendoli con violenza. Il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish ed è stato arrestato ed anche nei suoi confronti è stato disposto l'ordine di allontanamento dal quadrante di Via Roma. Infine sono stati sanzionati in via amministrativa perché sorpresi con alcuni grammi di hashish 2 cittadini stranieri. Non solo, ma sono stati rinvenuti dall'unità cinofila della polizia locale in una fioriera 5 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato, uno strumento, quello della zona rossa, che ha aumentato la percezione di sicurezza. Abbiamo ottenuto questo effetto di invertire la percezione di sicurezza, quindi un esperimento ben riuscito sotto tutti i punti di vista, sia della sicurezza reale, che però è garantita grazie alla presenza delle forze dell'ordine, sia quella percepita, perché insomma il segnale che mi arriva dai cittadini è quello di una sensazione di maggiore sicurezza. Quindi andiamo avanti così